Opt-out della Sopporti al Senato perché non stanti i 100 milioni di euro per il porto d'Altura a Venezia, coro di proteste nel Veneto. Fine settimana di mobilitazione studentesca nelle scuole con le notti bianche, a Venezia e Mestre ondata di occupazione. 10 anni di musica sacra, il coro Eufonia festeggia il suo 10° anniversario con un concerto nella chiesa di San Giuseppe a Mestre. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. In apertura il veto di Genova ai finanziamenti del porto offshore di Venezia. Un'altra batosta per la martoriata città che, dopo la perdita dell'Arsenale e della Coppa America, ora rischia anche di perdere il porto d'Altura. Oggi è nata una polemica innescata dal presidente di Assoporti, Luigi Merlo, presidente nazionale, contro i finanziamenti di 100 milioni di euro stanziati con un emendamento nella legge di stabilità per finanziare il porto. Il terminal portuale è passato alla Camera grazie all'emendamento che è stato firmato, lo diciamo, da Giarretta e da Brunetta e attende l'approvazione del Senato. Merlo si è dichiarato pronto a dare le dimissioni se passerà il provvedimento perché, dice, per tutti gli altri porti italiani ci sono soltanto complessivamente 70 milioni di euro e invece Venezia se ne prende addirittura 100. Luca Zaia ha ribadito oggi che si tratta di fondi già virtualmente decisi nel 2003 e sono stati stanziati assieme a quelli per il Mose. Nel 2016 con il Mose e le bocche di porto l'attività portuale si paralizzerebbe senza una stazione offshore. Sulle polemiche è intervenuto anche il presidente degli industriali veneti, Tomat, che ha annunciato una battaglia per consolidare l'area veneziana negli scambi tra l'area mediterranea, l'Europa del Nord e l'Oriente. Lo sviluppo del Nord, secondo il capo della Confindustria veneta, passa per Venezia e per il porto d'Altura. E cambiamo argomento, parliamo delle scuole occupate a Mestre e Venezia dal liceo d'arte che ha fatto da apripista 4 giorni fa. Ora l'autogestione dilaga, è avvenuta oggi al Gritti, lunedì al Guggenheim, dove ora è in corso la notte bianca. Mobilitati poi gli studenti della rete in tutta Italia e notti bianche in molte scuole del paese. Entra nel vivo la stagione calda delle scuole, prosegue l'ondata delle occupazioni degli istituti scolastici a Venezia e a Mestre. Nel liceo artistico statale di Dorsoduro, dove gli studenti hanno inaugurato la stagione delle proteste. 4 giorni fa mezzo liceo è stato imbiancato e ripulito dai graffiti e i liceali sono impegnati in dibattiti su temi di attualità e discussioni sul film. Oggi l'occupazione si è allargata all'Istituto Tecnico Statale per il Turismo Andrea Gritti a Mestre e da lunedì inizierà l'autogestione anche nell'Istituto d'Arte Michelangelo Guggenheim ai Carmini e nelle 3 sedi di Corso del Popolo di via Rielta ex Mozzoni. Domani è previsto un sit-in davanti al liceo Stefanini e in queste ore è iniziata la notte bianca nell'Istituto Guggenheim da parte della rete degli studenti. Sabato prossimo infine si terrà lo sciopero unitario del mondo della scuola. Nello sfondo però rimane una spaccatura nel movimento di protesta studentesco tra l'Unione degli Studenti Universitari e la Rete e il Coordinamento Studenti Medi e Universitari. Il primo fronte è legato alla CGIL, il secondo è quello che avrebbe deciso, le indagini della Digos sono in corso, di occupare i binari della stazione ferroviaria. La Rete non condivide l'approccio violento delle manifestazioni e contesta il fatto che alcuni studenti, trascinati a bloccare i binari 11 e 12 della stazione di Mestre, non siano stati informati che si trattava di un reato. Il dirigente della Digos, Ezio Gaetano, però per il momento non parla di denunce. Scatterà un'inchiesta invece per l'occupazione del Monte dei Pegni della Carive da parte dei No Global, dato che l'istituto di credito si è rivolto alla procura. E un'altra protesta è avvenuta oggi a Venezia. Oltre un centinaio di imbarcazioni da lavoro ha manifestato del bacino di San Marco, come promesso contro il comune. È avvenuto questa mattina. I trasportatori acquei che garantiscono i rifornimenti all'isola da tempo lamentano un trattamento che penalizza il settore e in questi mesi in cui la crisi morde di più i disagi, i danni economici si fanno più pesanti. Confcommercio, Ascom, Confartigianato, CNA, ANCE, Apindustria e Lega Coop hanno denunciato una cronica carenza di rive destinate al carico e allo scarico delle merci e anche la tassazione pesa annualmente su ogni impresa per almeno 5.000 euro l'anno e hanno annunciato che se questa manifestazione non sortirà qualche effetto, hanno annunciato che si bloccheranno i trasporti per 5 giorni, che significa che Venezia davvero rimarrebbe isolata per 5 giorni.
Cambiamo argomento, parliamo della Corte dei Conti, celebrati oggi 150 anni di questo istituto giudiziario a Venezia, un'occasione per parlare del difficile momento che stanno vivendo i conti del Paese e del Veneto e hanno colto questa occasione le tre figure politiche più importanti del nostro territorio, Luca Zaia, governatore del Veneto, Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia e Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia. Celebrazione nel Veneto dei 150 anni della fondazione della Corte dei Conti nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Un'occasione per parlare di questo organismo fondamentale per denunciare sprechi e scelte fuori dalle regole della pubblica amministrazione. Un organismo su cui c'è un dibattito per cambiarlo. La Corte dei Conti è nell'ambito di questa impostazione uno degli organi dello Stato comunità e che quindi può esercitare un controllo in quanto eserciti una funzione giurisdizionale, ma non tanto in quanto venga declassata ad organo amministrativo di controllo preventivo. Spero che il legislatore segua l'impostazione costituzionale, il dettato costituzionale e mantenga il controllo giurisdizionale della Corte, così come deve essere, e non determini una interferenza della Corte nelle scelte amministrative degli enti locali. Per Luca Zaia la cerimonia di oggi è stata l'occasione per attaccare per l'ennesima volta il patto di stabilità. L'Europa ci ha sempre detto vogliamo il pareggio di bilancio, il Veneto ha il pareggio di bilancio, tutti i comuni non conoscono il disavanzo. Roma, nel momento in cui ha guardato i conti delle comunità nazionali, si è resa conto che se avesse imposto il pareggio di bilancio avrebbe avuto un sacco di realtà fallite, tecnicamente fallite. E allora si è inventato il patto di stabilità, ovvero il Nord che paga per gli spreconi. Francesca Zaccariotto invece è intervenuta per denunciare il governo inadempiente che non paga i suoi debiti. Abbiamo in mano un decreto ingiuntivo che stabilisce che il governo dovrebbe dare alla provincia 44 milioni di euro relativamente ai trasferimenti erariali ed è questo il problema di fondo, che il governo definisce delle regole che valgono per gli altri e non valgono per lui, quindi questo è un esempio che dà un messaggio assolutamente negativo. E se i conti degli enti pubblici non vanno bene, di sicuro non va bene nemmeno alle famiglie venete. È stato registrato un crollo dei consumi superiore alla media nazionale. Consumi giù nel Veneto di quasi il doppio rispetto alla media nazionale. Ogni famiglia ha ridotto la propria spesa di 223 euro mensili. Nel resto d'Italia è scesa di 120 euro. La trasformazione sociale ventilata nel 2008 ora è realtà. Le famiglie venete hanno tagliato i costi del trasporto, i viaggi e gli altri beni non essenziali, l'arredamento, gli elettrodomestici. In quest'ordine, una decisione, secondo il Centro Studi Sintesi, presa sia per la riduzione del potere d'acquisto, che nel Veneto è pari al 4%, ossia 3 punti in più rispetto a quello nazionale, sia perché sono invece aumentati i costi delle abitazioni, legati ai canoni d'affitto e al mantenimento, secondo un trend decisamente superiore a quello registrato nel resto del Paese. Mensilmente nel Veneto si spendono 850 euro per la casa, in Italia 700. Va detto che la media del reddito è più alta a confronto di quella nazionale, ossia 20 milioni di euro, e ciò significa che i costi nel Veneto sono più alti. E ora alle spiagge, dopo le mareggiate dei giorni scorsi, i sindaci del litorale contano i danni e chiedono 20 milioni di euro per salvare le coste e la stagione turistica balneare 2013. Non sarà chiesto lo stato di calamità naturale per le spiagge venete. Lo hanno deciso i sindaci del litorale che si sono riuniti ieri pomeriggio per decidere come intervenire per ripristinare le spiagge distrutte dalle mareggiate dei giorni scorsi. Il timore è che passi il messaggio anche all'estero che le spiagge non esistono più e possa saltare la prossima stagione turistica. Sono però necessari 20 milioni di euro per difendere dal fenomeno dell'erosione gli arenili e intervenire con un ripascimento per recuperare in primavera quello che il mare ha portato via a novembre. I fondi saranno chiesti al governo e all'Unione Europea. I primi cittadini sono decisi di intervenire radicalmente con un progetto di protezione dall'erosione che coinvolga anche altre regioni come il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. I ripascimenti costanti a cui sono costretti i comuni ad ogni mareggiata costano e non risolvono la situazione. Un'altra fonte di finanziamento potrebbe essere la tassa di soggiorno che sarà estesa ai comuni di Eraclea, Caorle e San Michele, mentre Cavallino Treporti e Chioggia l'hanno già applicata. Una brevissima pausa pubblicitaria, rimanete con noi.
Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. E ora diamo uno sguardo al triangolo Patreve, all'area metropolitana per eccellenza. Iniziamo dalla provincia di Venezia, dove è imminente la revoca dell'ordinanza antiviaria, una disposizione molto attesa da allevatori e organizzatori di fiere. Con tutta probabilità il palio dell'Oca di Luneo, località di Mirano, si farà. A breve è previsto infatti che cessi il divieto di manifestazioni con volatili. La corsa di 419 metri organizzata dal ristorante 19 al Paradiso dovrebbe tenersi l'8 dicembre con i pennuti. Peccato, la proposta di far correre al loro posto oche e occhi umani era molto più ecosostenibile. Serata brillante sabato 17 novembre al Teatro Vivaldi di Jesolo. Alle ore 21 il sipario si aprirà su una delle commedie più belle di tutti i tempi, Signor Todero Brontolon di Carlo Goldoni. Lo spettacolo è allestito dalla compagnia Ribalta Veneta, che lo replica per la 221esima volta. Altra garanzia di qualità, la presenza di un grande protagonista, il simpatico burbero Carlo Vianello. E ora le notizie da Treviso. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 articoli di prodotti di bigiotteria ed accessori per l'abbigliamento. La merce di origine asiatica era priva delle informazioni sui processi di fabbricazione e sulla composizione chimica, non aveva l'etichettatura prevista dall'Unione Europea. Sono stati trovati in un negozio gestito da un cittadino pakistano che è stato segnalato per le violazioni delle disposizioni del codice di consumo. Ricordiamo che spesso il materiale fatto di bigiotteria è costituito da metallo particolarmente pericoloso se è stato prodotto con sostanze chimiche tossiche, e spesso nei prodotti senza etichetta si è proprio riscontrato questo. E ora parliamo ancora di Treviso, della Marca, di rottamazioni e di utili consigli antitruffa. Anziani pedinati in posta e poi derubati. È allarme a Vittorio Veneto per le tante truffe denunciate. I carabinieri raccomandano di non tenere soldi e gioielli in camera da letto. È il primo posto dove i ladri mettono le mani. Non parlare con gli sconosciuti in fila agli sportelli e cambiare spesso abitudini. I sospetti vanno segnalati al 112. In vista dell'inverno il comune di Mogliano lancia Caldaia Amica, eco-incentivi per rottamare i vecchi impianti. I cittadini possono dunque ricevere un contributo di 500 euro per la sostituzione delle vecchie caldaie con nuovi modelli ad alta efficienza alimentati a metano. L'obiettivo è ridurre inquinamento e anidride carbonica nell'aria. Andiamo infine in provincia di Padova, dove si cercano attori per girare un simpatico cortometraggio. Attori cercasi a Ponte San Nicolò per il film Il volo del pulcino, storia centenaria di una famiglia che verrà girato durante le vacanze di Natale. Il casting si terrà al centro civico sabato 17 novembre dalle 10 alle 18. Si cercano donne e uomini quarantenni ma anche 60 e settantenni e una ragazza brasiliana. Per informazioni www.cortiaponte.it. Torna ad Albignasego la colletta alimentare organizzata dai servizi sociali del comune in collaborazione con i supermercati Interspar. Sabato 17 novembre i volontari raccoglieranno generi alimentari a lunga conservazione acquistati dai clienti e poi donati. Con le precedenti collette sono state aiutate ben 60 famiglie del territorio. E ora gli spettacoli e la cultura. Oggi parliamo di un gruppo vocale tutto al femminile che festeggia i primi 10 anni di attività a Mestre. 10
10 anni passati cantando vanno festeggiati, superfluo dirlo, con un concerto, ed è proprio così che farà il gruppo vocale Eufonia, nato a Mestre nel settembre del 2002 per volontà di Elda Schiesari, attuale direttore del coro e docente al Conservatorio Pedrollo di Vicenza. Nonostante qualche naturale avvicendamento, la formazione, che è rappresentata da Franco Costola, è stabile intorno ai 15 elementi, tutte voci belle, voci femminili, che sarà possibile ascoltare domenica 18 novembre alle 16 nella chiesa di San Giuseppe in Viale San Marco a Mestre. Il programma scelto per il concerto del decennale propone essenzialmente brani di musica sacra, ma il repertorio delle eufoniche cantatrici si muove in ambiti molto vasti, dalla musica antica ai brani d'opera, dalle canzoni popolari agli spiritual. Il concerto di domenica pomeriggio, con Patrizia Pavan all'organo, è ad ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per gli appassionati di musica corale si tratta di un appuntamento imperdibile, vista la squisita piacevolezza di questo ensemble vocale. E ora il consueto appuntamento del venerdì con lo zoom del Gazzettino per mettere a fuoco le notizie più importanti della settimana. Questi funzionari sono stati appunto denunciati da un'azienda di San Donà, la Firas, i cui amministratori hanno contestato in sostanza che erano stati proposti loro dei prodotti assicurativi senza illustrarne fino in fondo i rischi. In realtà poi questi prodotti, questi titoli hanno causato perdite addirittura per 1,4 milioni di euro a questa ditta di San Donà, e di qui è partita questa azione che ha portato, come scriviamo sul Gazzettino di oggi, a indagare 4 funzionari che in qualche modo si sono occupati di questa vicenda e appunto non avrebbero illustrato ai clienti tutti i rischi che erano collegati a queste operazioni. Senti, c'è il rischio che questo fenomeno non sia isolato. Ci sono molti pensionati in effetti che arrivano anche telefonate a Televenezia che si lamentano perché dicono: non sono stato avvertito dall'impiegato di banca che mi ha fatto acquistare dei fondi che poi in realtà erano rischiosi. C'è il rischio che si allarghi un po' questa cosa? Ma sicuramente queste operazioni purtroppo sono state fatte in misura abbastanza massiccia e se ci pensiamo, questo caso denota come non solo delle persone tra virgolette con poche cognizioni tecniche sono state in qualche maniera indotte a comprare dei titoli pericolosi. Qui abbiamo degli amministratori di una grande ditta, eppure anche loro insomma hanno subito questa situazione, solo che appunto trattandosi di una ditta poi ha fatto fare una perizia, ha avviato un'azione legale e in questo caso dunque i funzionari sono finiti nei guai. Ora diciamo è stata chiusa l'indagine da parte della procura e probabilmente ci sarà rinvio a giudizio. Senti, cambiamo argomento, la Coppa America è sfumata, a Venezia c'è una botta notevole dopo che addirittura si è perso l'Arsenale, insomma Venezia in questo momento non sta vivendo un bel momento. Sì, questa è una situazione anche molto strana, diciamo, per come è evoluta, nel senso che siamo stati proprio noi col Gazzettino a tirar fuori una ventina di giorni fa delle problematiche che erano subentrate, perché fino a un paio di mesi fa si era sempre parlato tranquillamente di 2 tappe italiane, appunto Venezia e Napoli, del resto come è successo l'anno scorso. Poi a un certo punto si è saputo che la Coppa America, l'organizzazione puntava su una sola data italiana e a quel punto sono subentrate le preoccupazioni e le preoccupazioni purtroppo hanno trovato un riscontro con una polemica anche molto importante, ovvero mentre stiamo tutti stringendo un po' la cinghia, pare che Napoli metta sul piatto 4 milioni, mi sembra, anzi qualcosa di più, appunto per portare la Coppa America a Napoli, e
pare, ma non è un pare diciamo così un po' eufemistico, che siano soldi pubblici. Sì, certo, questa è la polemica, però è anche vero che oggi se ne parla, insomma questo contratto non è molto chiaro, cioè, ovviamente il comitato organizzatore si difende e dice che ci sono delle inadempienze da parte del Comune di Venezia, quindi c'è anche un giallo, no? Sì, c'è un giallo, però conoscendo il sindaco Orsoni, che è un amministrativista di fama, oltre al sindaco sappiamo che è anche un grande avvocato, credo che insomma il contratto lo avrà fatto nei termini giusti, quindi non credo che sia Venezia a doversi preoccupare in questa situazione. Senti, altro argomento, la manifestazione dell'altro ieri degli studenti e della CGIL hanno occupato i binari, il fronte studentesco si è spaccato, c'era chi diceva non volevamo essere violenti, poi appunto c'è stato un gruppo, No Global, che sono andati a occupare la Carive, insomma tutto tranquillo rispetto a quello che è accaduto a Roma, a Padova, però insomma anche qui ci sono state polemiche. Sì, polemiche, però mi pare che la situazione dell'ordine pubblico sia stata gestita molto bene, perché non ci sono stati scontri, non ci sono state manganellate, e questo è un dato importante da sottolineare. Hanno tutti sangue freddo. Devo dire, sì, il dirigente della Digos ha detto sono proprio contento di come è andato. Esatto, diciamo che si è conclamata una situazione che gli addetti ai lavori conoscevano già, ovvero che tra gli studenti c'è una spaccatura molto forte tra diciamo coloro più marcatamente di sinistra e altri che non si vogliono quantomeno riconoscere in questa etichetta. Poi c'è stata anche comunque una polemica all'interno del sindacato, perché la CGIL ha contestato a CISL e UIL: ma dovevate essere anche voi qui in piazza a contestare con noi. Insomma è stato, però va anche detto che è stata una grande manifestazione di popolo, perché insomma 5.000 persone in un corteo a Mestre erano tanto tempo che non si vedevano. Certo, quindi vuol dire insomma che il governo dovrebbe, sì, Monti dovrebbe smetterla di dire io sono protetto, godo di grandi appoggi, in realtà forse non è proprio così. Ma soprattutto c'è una sensibilità di tantissime persone che hanno perso il posto di lavoro oppure sono in cassa integrazione, hanno un futuro nero. Noi in quel corteo abbiamo visto tantissimi striscioni di persone licenziate o in cassa integrazione, e queste persone giustamente hanno tutto il diritto di andare in piazza a dire che insomma sono in questa situazione, e chi li ha cacciati in questa situazione dovrebbe anche dare delle risposte. Certo. Bene, concludiamo qui questo nostro spazio dedicato agli approfondimenti del Gazzettino. Grazie Tiziano di essere stato con noi, ci rivediamo venerdì prossimo. E ora le previsioni del tempo per i prossimi 4 giorni. Aria umida porterà nubi e probabilmente pioggia, specie lunedì. Sabato 17 novembre, soleggiato con qualche banco di nebbia e brinate nelle ore più fredde. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio, minime in lieve calo, massime invariate, mare quasi calmo. Domenica 18 novembre, cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, con possibili precipitazioni ma di modesta entità verso sera. Temperature in rialzo comprese fra 8 e 11 gradi, mare poco mosso. Lunedì 19 novembre, molto nuvoloso con deboli piogge sparse, minime e massime in salita. Martedì 20 novembre, tempo variabile con schiarite, residue precipitazioni in rapido esaurimento, minime in ripresa, massime stazionarie. La marea di sabato 17 novembre è normale, la massima alle 11.55 60 cm, la minima alle 18.50 meno 25 cm. Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento, buona serata e buon fine settimana.